340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Andrea, a te la linea. Grazie Andrea, buona giornata davvero autunnale. Questi giorni erano tanti anni che non si vedeva al nord una tregenda di questo genere, vento già decisamente autunnale che spazza la pianura a fronte di una breve, perché è iniziata il 10 luglio, ma intensissima estate caliente che è oramai finita. Io ho già reiniziato con la cultura popolare del lunedì, poi lunedì prossimo avremo già nuovamente ospite Paolo Gulisano che ci parlerà della breccia di Porta Pia, ma intanto oggi riniziamo l'altra mia trasmissione che è Cultura e Arte. Tanta carne al fuoco, non solo perché è passato del tempo dall'ultima volta che ci siamo sentiti come Cultura e Arte, ma perché la stagione autunnale si presenta ricca di iniziative, per esempio nel mondo artistico, con la bellissima mostra, non dico inedita, erano 40 anni che non c'era, di Edvard Munch, che porta a Milano, lui è defunto da un pezzo, ma insomma viene portato, riportato il norvegese, il grandissimo, il gigantesco pittore norvegese, viene portato a Milano con 100 opere al Palazzo Reale. E un'altra mostra di cui voglio parlarvi, ma sono tantissime, ne vedremo delle altre le prossime volte, è quella di Ellen Frankenthaler. La Frankenthaler appunto si presenta con retrospettiva di pitture al Palazzo Strozzi di Firenze. Poi avremo modo anche di ragionare su quello che i critici e gli storici dell'arte stanno osservando in questo passaggio d'epoca, cioè il fatto che si stia ampiamente ritornando al figurativo da ritratto, cioè è rinata la voglia di dipingere i ritratti delle persone. Voi sapete che questa tendenza, che era stata tipica di tantissimi lustri fa, in un passaggio ottocentesco e prima ovviamente, ma dopo con l'avvento della fotografia a poco il ritratto aveva perso mordente. In fondo ci arriva anche un bambino se noi abbiamo davanti con una macchina fotografica, ora con un telefonino, la faccia della nostra vittima fotografica, perché star lì a creare un dipinto? E invece no. Il dipinto è ritornato di moda ed impazza un po' in tutto il mondo. Cercheremo di capire perché. Ma l'argomento con cui iniziamo è quello letterario, perché 550 anni fa nasceva a Reggio Emilia Ludovico Ariosto. Era l'8 settembre, ma noi sappiamo che quel calendario prima del 1580 era sfalsato rispetto a quello odierno, per cui l'8 settembre di allora sarebbe stato proprio il 18 settembre. Ecco perché ne parliamo ora. Ludovico Ariosto è davvero incommensurabile. Io lo pongo fra i primi 3, forse medaglia di bronzo, quello che volete, artisti letterari italiani di tutti i tempi.
Ci sono 2 o 3 tematiche su Ludovico Ariosto che vanno ripensate e rilanciate, al di là di quello che è stato scritto anche da autorevoli critici e storici, appunto, non più dell'arte stavolta, ma della letteratura. Ludovico Ariosto era un emiliano abbastanza sobrio e riservato. Aveva un carattere non eccessivamente estroverso, la sua biografia è nota, è imperlata anche da vicende amorose, in misura in cui si era innamorato di una donna sposata e aveva dedicato anche dei versi a lei. La grande espressione artistica è legata a Ferrara, agli Este, tanto è vero che appunto oggi Ferrara è ancora pregna di riferimenti ariosteschi. C'è una via, c'è una biblioteca, eccetera. E la grandezza di Ariosto è legata a diverse opere che sono tutte interessanti, però tendenzialmente a scuola, non è che io voglia parlare qui da prof quale sono stato, ma si fa l'Orlando Furioso. Ha scritto anche delle commedie, ha scritto degli altri versi, di una poesia soffusa e intimista, ma l'Orlando Furioso è un capolavoro assoluto della letteratura. Difficile trovare altri esempi paragonabili all'Orlando Furioso. Penso al Don Chisciotte di Miguel Cervantes, penso a Shakespeare, penso ad altri grandi dell'antichità, ma spiegare la bellezza e la grandezza dell'Orlando Furioso è perfino difficile per la ricchezza di spunti, sia formali che contenutistici, che questa opera presenta. Ma vi dicevo, ci sono alcune tematiche anche critiche, linguistiche, perché Ludovico Ariosto era comunque impastato di padanità e la prima versione dell'Orlando Furioso, tra l'altro come prosecuzione dell'Orlando innamorato di Boiardo, suo conterraneo, è una versione che lui rivedrà per emendarla da eccessivi, si dice, padanismi, cioè da un uso dell'italiano tendente alla lingua emiliana. È noto che al tempo, siamo alla fine del 400, inizio del 500, furoreggiano teorie che vogliono in qualche modo impostare tutta la lingua italiana dalle Alpi al sud secondo il modello dei toscani. Quindi si tratta anche per Ludovico di rielaborare il capolavoro con una lingua meno emilianeggiante, meno padaneggiante e più decisamente toscana. Questa tematica è una tematica che per chi si è interessato fin da ragazzo come me di federalismo, di diversità di popoli contigui che convivono nello stesso Stato, è sicuramente affascinante. E torno a dire che è assolutamente sbagliato pensare di ridurre la tematica federalista a fattori fiscali, economici o tecnico-politici. Qui ci troviamo di fronte a una nazione nascente, l'Italia, che col passare dei secoli tese a uniformare linguaggio e cultura
secondo il modello toscano, ben prima del risorgimento che affronteremo lunedì, tematica che affronteremo lunedì con Gulisano. E il fatto che sia gli amanuensi tendevano a riscrivere opere lombarde ed emiliane con un linguaggio standard toscano, sia gli stessi autori, per riuscire, ecco lo psicodramma, a comunicare e a avere maggior successo, tendevano appunto a trasformare il proprio linguaggio natio in un linguaggio toscano, di tosca fattezza, ispirato a Dante, Petrarca e Boccaccio. Ecco, questi sono elementi importanti che non vanno mai dimenticati. Io ho cercato appunto di insegnare tutto questo nelle mie lezioni scolastiche e spero che in futuro qualcuno si preoccupi sempre di questi elementi importanti, su cui sono usciti sicuramente libri in realtà, ma che tendenzialmente per tutta una serie di fattori non sempre vengono presi in considerazione. In ogni caso, il prodotto finale, che ha un modello toscano, anche se l'occhio e l'orecchio riesce ugualmente a intravedere alcuni elementi tipicamente emiliani, il modello finale dell'Orlando Furioso, cioè del capolavoro di Ludovico Ariosto, è estremamente interessante per una serie plurima di fattori. Dovremmo parlare della fantasia di un uomo che non viaggiò molto e che riuscì a partorire la geografia di mezzo mondo, un po' come tanti secoli dopo farà Salgari con l'Estremo Oriente. Ma alcuni luoghi sono ripresi dalla cartografia nascente di quel passaggio d'epoca che viene chiamato Umanesimo Rinascimento. In una forte impasse collegato alla scoperta di mondi nuovi, compreso l'America, ma ancora non avendo digerito una trasformazione globale. Ludovico Ariosto parla di Scozia, di Inghilterra, di Nord Europa, parla di Lampedusa, che chiamava Lipadusa, parla di terre che acquisiscono sotto la sua penna un colorito esotico e fantastico, i Pirenei, alcune zone della Spagna, dell'Italia, Vallombrosa, in Toscana, alcune zone della Francia, il grande duello di guerra si svolge a Parigi. Perché? Perché Ludovico Ariosto riprende nell'Orlando Furioso la materia carolingia, materia bretone, che aveva avuto un primo boom nel Medioevo e poi adesso appunto veniva ripresa in una chiave però di interpretazione rinascimentale. Dal punto di vista stilistico la bellezza dei passaggi poetici è fuori dubbio. Capacità di esprimere benissimo la psicologia dei personaggi in maniera rapida e pittoresca, ma uso più in senso contenutistico di elementi fantastici che poi verranno ripresi da tantissimi altri successivi del mondo fantastico surreale, compreso Tolkien. Si pensi all'anello. L'anello è un elemento magico che è molto importante anche nell'Orlando Furioso. Si pensi all'orca, si pensi al ratto e all'uccisione della fanciulla che viene offerta all'orca stessa. Si pensi al castello incantato invisibile, si pensi a personaggi a metà fra magia, stregoneria, diciamo caricatura tipica del basso medioevo come ripresa e rilancio, ma anche
e questo è poi tutto da rivedersi nell'Orlando Furioso, già nell'Orlando Innamorato di Boiardo, questa tensione fra mondo occidentale e mondo orientale che trovo di un'estrema attualità. In fondo Angelica, che è sempre la grande amata di Orlando, il paladino Orlando, paladino perché stava nel palazzo di Carlo Magno, in qualche modo ne era geloso custode. Quindi assieme ai paladini andava a combattere in nome di che cosa? In nome della cristianità, contro chi voleva assediarla nel Medioevo in nome già di Maometto e di un mondo estraneo al nostro. Questa tematica è per certi aspetti bollente, ma il rimpasto che offre Ludovico in una chiave che tutti hanno definito comunque ottimistica, è quella di un rapporto di amore che può coinvolgere effettivamente etnie diverse, con culture diverse e religioni diverse. Questo però non può non provocare una reazione sia sul piano bellico e politico dal punto di vista cristiano, sia nella figura dello stesso Orlando, perché Orlando, che è ovviamente appartenente al mondo occidentale dal punto di vista della struttura fisica e psicofisica, del carattere, ma anche e soprattutto della cultura, impazzisce proprio quando scopre che Angelica, che è di origine orientale, ma di estrazione mongolide come nascita. In realtà la raffigurazione poi di Angelica torna a occidentalizzarla come bionda, però si innamora di un umile guerriero musulmano. Orlando impazzisce e mi è sempre venuto in mente in questa vicenda, che è raccontata magistralmente appunto da Ariosto, è un meccanismo di gelosia che è anche metaforico nei confronti di donne che possono essere attualmente catalogate come italiane, francesi, tedesche, anche come struttura fisica, psicofisica e cultura e lingua, che si innamorano oggi come oggi di personaggi che sono venuti da un mondo molto diverso, con fede, struttura e cultura, per esempio musulmana. La pazzia è la reazione che esprime un rifiuto della realtà da parte di Orlando. È un rifiuto che viene raccontato magistralmente, perché lui si denuda e diventa pazzo, diventa folle. Sono delle pagine magistrali che sono tra l'altro degne di una pagina di un libro di psicanalisi. Sentite un po'. Qui scese il triste cavaliere e vide sull'entrata della grotta tante parole che erano state di mano di Medoro. Medoro era quel ragazzetto anche un po' fragile e malaticcio che viene curato da Angelica. Angelica si innamora di Medoro, si innamora del nemico bellico di Orlando, che è di fede islamica ed è di colorito più scuro, piccolo e fragile, la fa da infermiera nei suoi confronti, per capire. E dice no a un uomo alto,
robusto, di fattezze particolarmente accattivanti. Quindi Orlando arriva nei boschi dei Pirenei, che vengono descritti magistralmente. Andate sui Pirenei se non ci siete mai stati. Sono dei monti diversi dalle Alpi, con colori, luci ed ombre diverse, che vengono raccontate nell'Orlando Furioso. Quindi lui arriva a una grotta dove sono incise le parole scritte da Medoro. Quindi qui scese il tristo cavaliere e vide sull'entrata della grotta tante parole che erano state di mano di Medoro e sembravano essere proprio in quel momento per esprimere il grande piacere che prova Angelica nella grotta. Io sto parafrasando per non è che la lingua non sia bella, però è evidente che c'è una necessità di ritradurre in un linguaggio moderno quello che era la sintassi e la fonetica quattrocentesca. E quando si accorge che quello che ha scritto Medoro, le parole d'amore per Angelica, no? Sono in lingua araba, e lui, che aveva avuto modo, Orlando, di impararla, seppur di straforo, si rende conto che Angelica non è innamorata di lui. Guardate che in questo impatto c'è un po' il dramma eterno, quindi anche attuale, della cultura occidentale che fa fatica per un atto, si dice di pancia, ma è sempre di cuore, fa fatica ad accettare il mondo stesso orientale, fa fatica perché quel mondo non appartiene, e se qualcuno che appartiene originariamente alla nostra cultura, al nostro mondo, se ne innamora, e allora ecco che scattano dei meccanismi di rifiuto. E questo discorso non è politico, si va di bene, è un discorso di psicologia collettiva, che è comunque interessante per capire tanti fatti, tanti comportamenti anche della vita quotidiana che ci sconvolgono come cronaca nera. E vi dico allora, Orlando, di fronte all'evidenza di quelle parole scritte in arabo che grosso modo dicono ti amo, ti possiedo e ti amo, Orlando inizia a impazzire. E dice praticamente: credete a chi lo ha provato questo sentimento di gelosia, è qualcosa che è stravolgente, è qualcosa che è difficile raccontare sul piano razionale, perché certamente nella vita sociale di tutti i giorni e nelle cose che accadono, noi dobbiamo entrare nella mente delle persone e pensare appunto il flusso, un po' come faceva James Joyce nel suo famoso libro, il flusso di pensieri che caratterizzano una determinata realtà. E altrimenti non riusciamo a cogliere il senso ultimo di certi comportamenti che poi in senso lato chiamiamo criminosi o criminali, e che cassiamo dal punto di vista giuridico penale in una certa modo o in un certo altro. Ogni riferimento all'ultimo fatto di Viareggino ovviamente non è casuale. Ma noi non possiamo esimerci da questo. E la lettura di questo passo
dell'Orlando Furioso dedicato a questo problema ci aiuta tantissimo. E lui, capito, Orlando non si accanisce contro Medoro, non va ad uccidere Angelica perché l'ha tradito, ma spogliandosi nudo e vagando nelle foreste meravigliose dei Pirenei, diventa pazzo. La follia per Ariosto è un diritto. Non dobbiamo vederla come una forma di fuga o come una forma di debolezza, ma come una forma di forza. C'è già la pausa, ci sentiamo dopo. Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te. 340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. Andrea in onda. Eccoci qua nuovamente. Chiudiamo questo discorso che ho sempre trovato affascinante e ho sempre cercato di trasmettere ai miei allievi, specie negli ultimi anni, in relazione a tante cose a cui stiamo assistendo. Orlando impazzisce. Nella sua pazzia non solo si denuda, va a spaccare tutto quello che si trova. La chiamano gli psichiatri clastomania, cioè ossessione che tende a distruggere gli oggetti per rifiuto di una certa determinata situazione. La follia di Orlando finisce solo quando un mago va sulla Luna e ritrova l'ampolla in cui era contenuto il cervello oramai fuggito via dalla testa del paladino. La letteratura è vita, non è qualcosa che non ci deve riguardare, eccetera, eccetera. Per cui la lezione, tra tantissime altre lezioni, vi dicevo, c'è anche l'intervento dell'Arcangelo Michele che salva i cristiani in questa guerra medievale tra Islam e cristianità, che non ci deve far prendere parte dell'uno dell'altro, ma ci fa intendere che certe tematiche sono eterne, non sono storiche, sono eterne e si ripropongono volta per volta. Vi dicevo che diventa clastomane, spacca su tutto, pietre, alberi e quant'altro, e impazzisce. La pazzia è come l'amore. La pazzia è come l'amore. Come fa un uomo riservato come Ludovico Ariosto? E beh, un po' si ispira alle sue vicende. Lui era innamorato di questa donna fiorentina che ogni tanto tornava dal marito e viveva quindi in prima persona il problema della gelosia. Ma la gelosia non è solo un fatto privato, è un fatto pubblico. È un dramma collettivo che tutti quanti noi viviamo perché siamo esseri umani. E quando da parte di qualcuno, di qualche radical chic, si pensa appunto che tutto debba essere digerito a forza di utopie apparentemente razionali, si dimentica che questo aspetto, che riguarda collettivamente anche il subentrare di certe culture e di certi modi di comportarsi diversi dai nostri, è appunto una reazione che noi sanamente adottiamo per sopravvivere. Non è paura, non è mancanza di razionalità, ma essere più pienamente se stessi. Ed essere se stessi non significa essere
l'uomo qualunque. Cioè non significa essere uno che è nato in un qualsiasi posto di qualsiasi parte del mondo dell'universo, ma essere quello che è il prodotto della propria comunità, del proprio mondo, della propria essenza, della propria educazione. Questo non per rimarcare differenze del meglio e del peggio, anzi al contrario, per chiedere rispetto verso la nostra cultura da parte di chi pensa che la sua cultura sia la migliore. Quindi quante lezioni, quanti spunti, quante realtà che noi intravediamo nel grandissimo Ariosto dopo 550 anni. E pensare che questa nostra cultura letteraria, a partire da Dante ovviamente per arrivare fino a Foscolo e ai contemporanei, possa essere spazzata via, crea soltanto grande tristezza. Grande tristezza perché noi rifiutiamo la nostra stessa essenza di pensiero, di sensibilità, di modo di essere e di fare. Sul piano, chiudo, sul piano strettamente psichiatrico, psicoanalitico e psichiatrico, le pagine finali del poema, dopo tanto altro ben di Dio che non ho il tempo di raccontare e di spiegare, a sfondo comunque anche magico e fiabesco. Ecco, le pagine finali sono pagine di vita reale che vanno sempre rimeditate e vanno capite fino in fondo, se vogliamo accettare noi stessi. Il rapporto fra sanità e follia è fragile, l'hanno dimostrato gli ultimi fatti di cronaca nera. E questo è alterato da qualcosa d'altro che subentra ad alterarlo. Non è un meccanismo automatico del tipo ma io adesso riaggiusto la società e tutte le cose vanno a posto. No, è molto più complesso. E la lettura di Ariosto ci aiuta a capire come gestire questa complessità. Va bene? Vi dicevo le mostre. Edvard Munch. Ecco, a proposito di follia, Edvard Munch, il grandissimo norvegese, a cavallo fra i due secoli 800 e 900, morto negli anni 40, è famoso per questo urlo folle che è diventato un'icona dell'intera pittura contemporanea. Se qualcuno vuole raccontare con 2 o 3 quadri la pittura moderna, sceglie Edvard Munch l'urlo, sceglie Picasso le Damoiselle d'Avignon, sceglie direi, oppure Guernica, fate voi, sceglie perché no il dito medio alzato di Cattelan. Sono 3 modi diversi di raccontare un mondo e una storia che si evolve e che porta certamente a un mondo più pazzo, stiamo in tematica, e sapete che le mie trasmissioni hanno un fil rouge, quella di oggi è la pazzia. Quindi questa pazzia che noi ci portiamo dentro nel mondo contemporaneo in modo stravolgente può essere curata oppure no. È un tema non banale nella sua, come dire, volgare espressione, diciamo, da palcoscenico, ma è in realtà un modo di valutare le cose che può avere una ricaduta politica in senso alto. Certo la cultura ci aiuta, o perlomeno ci deve aiutare, se non diventa la cultura con la K, se non diventa la cultura in senso unico da mainstream, che sappiamo, contro la quale la nostra radio ha sempre combattuto e ancora di più combatte
negli ultimi tempi, chiamandosi Radio Libertà. Quindi vi dicevo, Munch a Milano, la grande mostra dopo 40 anni con 100 opere del norvegese che sono tutte bellissime. L'impasto è un impasto fine 800 da pittore che conosce le ansie oramai di un'arte che vuole abbandonare il figurativo puro e si trasforma in un figurativo diciamo dilatato, pensate alla bocca dell'urlo, o in tante altre scene del mondo nordico che comunque vogliono, i critici sono stati chiari nei confronti dell'opera di Munch, vogliono approfondire i problemi dell'animo contemporaneo. Problemi quotidiani, certamente. Sì, la pazzia di Orlando era la pazzia di un grande amore bastonato, ma non c'è bisogno di amare e di soffrire in quella maniera lì. Basta vivere tutti i giorni l'ansia di un mondo che ha perso la sua bussola. Questo l'aveva capito Munch, e la mostra che si apre oggi e che va avanti per qualche mese al Palazzo Reale di Milano è da visitare proprio per questo motivo. I colori sono straordinari, certi ocra, certi rossi ombrati, gli sfondi scuri, oppure le albe, le aurore boreali, in qualche modo presenti sicuramente in Norvegia, più che altro improvvise, che occhieggiano dietro le figure. E il mondo del nord, sappiamo, mi vengono in mente tantissimi altri artisti anche cinematografici che hanno espresso queste tonalità. Il mondo del nord ha raccontato meglio nell'epoca novecentesca il dramma di cui io vi sto parlando. Perché l'ha raccontato meglio? Perché un certo tipo di rapporto con un clima ostile ha raddrizzato meglio le antenne sui problemi anche della società, che infatti sono stati anche risolti meglio, secondo me. Non voglio dare giudizi tranchant, ma la Scandinavia è stata per tanti anni modello da questo punto di vista. Poi adesso anch'essa sta subendo un ritorno di mondialismo a base altro latitudinale, di origine diversa da quella nordica, che ha sicuramente portato a comportamenti che noi non giudichiamo più tipici del nord. Ma quell'urlo, quella capacità del pittore norvegese di riuscire ad aderire alla fondamentale incomprensione della realtà rimane iconico e topico, si dice. Invece l'altra protagonista è a Palazzo Strozzi di Firenze, ed è la Ellen Frankenthaler. La Frankenthaler è una pittrice straordinaria. Qui siamo ad un astratto cromatico di amplissimo respiro. Io vi vorrei far vedere qualcosa, vediamo se riesco a fare intendere qual è che sia l'opera presentata in questa retrospettiva, appunto, Paintings on Paper 1990-2002 della Frankenthaler. Pensate a opere assolutamente astratte di impianto cromatico come questa. Guardatele, se riuscite. Adesso sto tentando di reinquadrare su un piano, è difficilissimo, su un piano, mi rifaccio la rivista Arte in questo momento, no? Guardate questo lavoro di impianto cromatico verde con macchie, ecco, guardate quest'altro sotto, dove risalta il viola come una
una macchia, e poi sulla parte a sinistra un'ocra debole e un nocciola di macchia. Non hanno senso questi quadri, ma sono delle opere che esprimono il caos della mente contemporanea. Vi dicevo il fil rouge psicoanalitico e quasi psichiatrico di oggi. La capacità della Frankenthaler è quella di accostare colori, soprattutto blu e viola da una parte e ocra e arancioni dall'altra, nel metabolizzare una visione della realtà che rappresenti il caos interiore che stiamo vivendo. Ci sono degli ascendenti come Pollock, che viene definito il grande maestro della Frankenthaler, ma la Frankenthaler usa il pennello in termini più dilatati, creativi e più caotici ancora, naturalmente. Si dice, io mi rifaccio naturalmente ad Arte di questo mese, che scrive: non ebbe lo stesso riconoscimento dei colleghi maschi. Sì, questo è un grosso problema, ma perché queste benedette donne da Artemisia Gentileschi in Italia per arrivare a questa Frankenthaler non hanno avuto lo stesso successo, lo stesso riconoscimento dei maschi? Ma signori, è una società che è vissuta in maniera di forte dittatura maschilista. E beh, è facile sdoganare la faccenda in questa maniera. Sicuramente fino a poco tempo fa il mondo femminile non veniva considerato atto a produrre dei capolavori. È inutile nascondere questo fatto. Però può essere anche, e non è una scusa e non è una demonizzazione, può essere anche che la donna percepiva una forma di paura e di debolezza nel riuscire effettivamente ad affermarsi. E che quindi evidentemente era lei stessa a usare termini di privacy e di ritrosia. Ora, far venire questa mostra a Palazzo Strozzi, che rimane uno dei palazzi tradizionalmente più legati all'arte autentica, è molto importante, perché è arrivato il momento nella storia umana di dare fiato definitivo alle donne pittrici, alle donne filosofe, ne avevamo parlato qualche volta fa, alle donne attrici, ma in Italia è il boom in questo momento, non faccio nomi, voi sapete, delle donne scrittrici. Io personalmente ritengo che la poesia, l'ho già detto, di Alda Merini, di Lalla Romano e di tante altre, per stare in Italia, scrittrici e poetesse, batta quella maschile. E questo fatto va riconosciuto in termini più chiari e forti, perché ho l'impressione che un meccanismo conservatore su questo livello anche scolastico non venga dalla sinistra, che è ancora ancorata, ecco, ad alcuni maschi di riferimento sia nell'arte che nella letteratura. Cioè, voglio dire, quello che sto dicendo, sto perdendo il filo naturalmente, perché oggi è la giornata della follia, ho detto. La sinistra è conservatrice, gli vanno meglio quei maschi sicuri che parlavano di Marx che le donne che non ne parlavano. Ma noi che siamo orgogliosamente di destra, orgogliosamente, senza finzioni, siamo gli intellettuali della destra. Noi abbiamo la possibilità di valorizzare fino in fondo la grandezza delle donne in tutti questi campi e dobbiamo farlo.
È arrivato il momento giusto per farlo, ma non per ipocrisia, non per bagnare il naso e dire guardate siamo più bravi noi di voi spocchiosi di sinistra, non per questo motivo, perché abbiamo gli strumenti adatti per valorizzare il femminile nell'arte, nella cultura, nella filosofia e nella scienza, che poi non sono cose così tanto diverse l'una dall'altra. Quindi andate a Palazzo Strozzi anche qui per qualche mese e troverete le opere astratte ma godibilissime, di un impasto straordinario sul piano cromatico, un uso di rapporto sia quantitativo che qualitativo eccezionale fra i colori da parte di Hélène Frankenthaler. Sono soprattutto opere su carta, qualcheduna no su tela, ma soprattutto su carta, ed è una retrospettiva che poi dà il meglio della vita di questa singolare artista americana. Sì, il cognome è di origine notoriamente tedesca. Il problema del ritratto. Sta tornando in auge il ritratto, moltissimi giornali nelle pagine culturali lo rilevano. Il ritratto, perché? Perché il ritratto torna a essere preferito rispetto alla fotografia? Perché il ritratto pittorico esprime meglio la psicologia del personaggio. Quando noi abbiamo davanti, voi che mi state guardando adesso in streaming, avete davanti Andrea Rognoni nella sua vetusta, diciamo, fattezza, e lo giudicate in quanto personaggio reale secondo un metro naturale di simpatia o di antipatia. Ma se voi aveste davanti il mio ritratto pittorico fatto da un degno pittore, voi mi capireste di più. Ma guardate che non è un paradosso, perché noi viviamo nella società dell'immagine oramai derubricata a livello video, foto, video, ovviamente soprattutto attraverso i social e via dicendo. Ma noi perdiamo di vista, così come la grandezza di Ariosto ne descrive la follia di Orlando, metaforica della società, anche la grandezza dei ritrattisti, e ce ne sono ancora di validi fortunatamente, che riescono a far capire attraverso la dimensione pittorica la vera psicologia del personaggio, che è qualcosa che va oltre la realtà. Mi capite? Cioè la pittura è ancora in grado di far emergere, attraverso uno studio quasi psicanalitico, quegli elementi che la realtà oggettiva della fotografia e del video, insomma dello streaming e del podcast, non riescono a dare. E quindi naturalmente tutto questo è tanta roba, no? Si dice con un linguaggio un po' da asilo Mariuccia, è tanta roba, perché ci permette ovviamente di capire meglio le persone con le quali entriamo in contatto. Certo, in una società convulsa che ostacola l'amicizia in senso puro, per tanti motivi, ma che ci chiede costantemente tutti i giorni di capire che cosa noi vogliamo da quell'altra persona e che cosa soprattutto quella persona ci può dare. Quindi il ritratto è ritornato in auge, e viva i ritrattisti e viva i ritratti riusciti che sanno darci l'anima della persona, sia dei VIP, mi viene in mente il caso della malata per eccellenza, appunto, Kate in Inghilterra, ma poi naturalmente di tutte le persone che non sono così VIP e che forse sono anche più importanti da capire dei VIP stessi, no? Nella misura in cui entriamo in contatto con loro.
Ultimi minuti dedicati al cinema. La mostra del cinema è stata veramente quest'anno impresentabile. E giustamente Libero scrive qualche giorno fa: Venezia 81 conferma mancano storie italiane. I registi oramai puntano solo all'attore protagonista e così i nostri film si riducono ai soliti e noiosi racconti. Ne abbiamo già parlato qualche volta. Io naturalmente invito sempre a sentire le storie cinematografiche raccontate dal grandissimo collega Vincent Di Maio. Ma quando noi abbiamo la storia anche recente, abbiamo Gloria. Ieri Vincent si è cimentato magnificamente con il grandissimo Christopher Reeve e Superman. Ma eravamo ancora a un livello molto alto, come era alto il cinema negli anni 60, 70, 80. In Italia. Adesso siamo a ground zero. Siamo a ground zero. Cioè veramente io vedo qualche bravo attore come il Favino, sì, tanto per non far nomi, però non basta. Perché avere dei grandi attori e dei cattivi registi o dei film pessimi è come avere il Monte Bianco rifatto in tela cerata sotto la televisione. È una cosa disgustosa e francamente quello che noi chiediamo, vista da nord l'Italia, è anche quella, senza malizia, di promuovere meglio storie del nord, ma raccontate però nella maniera giusta, perché se no non ha senso sotto questo punto di vista. Sappiamo del successo che ha avuto Sonia Bergamasco assieme al nostro caro amico, abbiamo intervistato spesso, Igor Sibaldi, a Selinunte. La Sonia è una grande attrice, secondo me, ma si merita dei film migliori ed è solo l'esempio. Il bilancio è disastroso, adesso arriva Alessandro Giuli. Mi raccomando, Giuli, nuovo ministro della cultura, fai qualcosa di destra. Cioè, non cadere ancora nella padella dei filmacci prodotti dall'intelligenza di sinistra e rubati proprio in senso cash, va bene, alla cassa nazionale. Giulia Romano, ma secondo me ha l'intelligenza giusta per capire anche, per esempio, da questo punto di vista artistico, le ragioni del nord. Avremo modo sicuramente di riparlarne. Io vi ringrazio della pazienza che avete avuto, ringrazio il regista mio omonimo Andrea, mi sembra che sia Andrea appunto, e quindi nell'abbracciarvi tutti senza la possibilità di ritratto ma solo di pantomime, foto cinematografiche, io vi rimando a lunedì col grande Gulisano sulla Breccia di Porta Pia. A risentirci a tutti, buona domenica e soprattutto Venezia risorga Venezia per sempre.